Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito a tutti. Oggi voglio parlare di un fatto, diciamo, un po' particolare. In effetti, negli ultimi tempi si è notato che molti funzionari del governo americano sono massivamente, diciamo, andati in pensione. Quindi per qualcuno dice, vabbè, che cosa fa? Non è nulla di che. Però il problema rimane quando, una volta che sono andati in pensione, ragazzi, questi qua si sono trasferiti, diciamo, in veri e propri bunker. Quindi il problema non è che sono andati in pensione, il problema è che dopo aver, diciamo, andato in pensione, qua ognuno di loro si è costruito un bunker, se n'è andato, diciamo, in questi, diciamo, tunnel sotterranei. In America molti funzionari del governo, avvocati, sono andati in pensione, fino a qui nulla di che. Però il problema è che tanti di loro hanno costruito dei bunker sotterranei, quindi da che cosa si vogliono difendere? Quindi hanno fatto dei propri survivor, diciamo. Ciao Maria, buongiorno. Quindi diciamo che anche una buona parte di banchieri, diciamo, gente con i soldi. Ciao Jasmine, buongiorno. Quindi in effetti tutte queste persone sono andate, diciamo, in pensione molto anticipatamente del previsto e hanno costruito questi bunker, diciamo. Quindi qualche cosa di grosso è in arrivo, quello tutti i complottisti stanno pensando, perché è strano che tutti i funzionari, quelli lì, diciamo che potevano ancora lavorare, improvvisamente in massa vanno in pensione e poi si trasferiscono in luoghi, diciamo, remoti del pianeta, quindi tipo vicino all'Antartide, diciamo un po' in giro per il mondo, quindi diciamo Antartide, Polo Nord, Polo Sud, i funzionari del governo americano, Jasmine. Quindi diciamo che secondo le informazioni della CIA, della FBI e tutte, dei complottisti naturalmente, qualche cosa di grosso deve arrivare, quindi non sanno che cosa sia, però addirittura qualcuno con le proprie famiglie si sono trasferiti in santuari sicuri situati in varie posizioni strategiche in Colorado, quindi diciamo che poi ognuno ha scelto dove andare, quindi sicuramente dicono sono a conoscenza dell'esistenza di qualche cosa di grosso che sia in arrivo. In effetti ci sta molti di loro, questa è una cosa strana però, sotto l'aeroporto di Denver. Sì, si ritirano nel senso che vanno in pensione molto anticipatamente, capisci? Dovevano fare, di che ne so, 4-5 anni ancora e invece sono andati in pensione molto prima. Quindi, in effetti, sotto l'aeroporto di Denver dicono che ci sta un'enorme struttura sotterranea dotata di una ferrovia ultraveloce. Si dice che questi treni sono ancora più veloci di quelli lì che sono stati fatti in Giappone, gli ultraveloci. Questi qua raggiungono i 600-700 km l'ora e collegano, diciamo, la struttura anch'essa, diciamo, sotto, diciamo, varie parti del mondo, in questi bunker, come li vogliamo chiamare. Quindi, diciamo che non si sa quando è previsto questo casino. Sì, sottoterra, sì, sotto l'aeroporto di Denver hanno fatto una, tipo una metropolitana, però privata, quindi non è che ci fa la gente normale. Quindi si dice che sotto lì ci sta un treno, quindi che viaggia molto più veloce di quello lì più veloce del mondo e quindi secondo me servirà per quando sarà quel giorno a spostarsi e andare in qualche bunker sotterraneo. Sì, sì, no, in effetti sì, sono dei bunker in effetti, non sono città vere e proprie sotterranee. Poi ognuno se l'ha fatto a modo suo, chi se l'ha fatto in Colorado, chi se l'ha fatto in Antartide. Diciamo che tutte queste persone influenti della Casa Bianca, del governo americano, della CIA, ma pure banchieri, persone che contano, hanno fatto di testa loro, sapevano forse il posto dove è più sicuro e hanno costruito con i soldi che giustamente tutte queste persone ce li hanno fatto dei bunker sotterranei, quindi sì, tutta gente importante, tutti, qua si parla di banchieri,
non è che si parla di gente normale, quindi funzionari del governo americano, quindi hanno fatto tutto, ognuno di loro si è ritirato e ognuno ha fatto un bunker. Sì, gli operai, figurati, avvocate. Quindi diciamo che improvvisamente sono scomparsi, quindi non ci stanno più in giro e giustamente qualcuno li ha fatti entrare in queste, diciamo, bunker sotterranei, quindi diciamo che qualcosa di strano forse accadrà, non so fra quando, questo ragazzi non lo dice, però dicono che non sia lontano, diciamo, questo fatto qui. Quindi già da anni stanno facendo tutti questi bunker e anche la FEMA che, diciamo, controlla le zone collinari del Nord Carolina. Quindi la FEMA la sapete tutti quanti, ragazzi, quindi diciamo che... Ma non lo so, Dario. Ma guarda, secondo me o sta qualcosa di grosso che sta arrivando dal cielo, oppure come dici tu, qualche cosa di tipo una guerra, una cosa così. Comunque sicuramente sono tutti pronti per una catastrofe, questo è poco ma sicuro. Adesso dobbiamo capire che cos'è. Quindi diciamo che anche la CIA ha fatto trasferire i suoi principali centri di ricerca presso le strutture sotterranee del Denver International Airport, quindi anche la CIA ha fatto spostare tutto sotto qui. Ciao. Sì, sì, in effetti ci sono un sacco di prove che hanno fatto tutto questo, quindi diciamo che difatti anche qua ci sta l'omonimo film del Comando Stargate, figurati, pensano a tipo film, quindi il problema è proprio questo, diciamo che già quattro ex funzionari insieme alle loro famiglie si sono trasferiti in sicurezza, in diciamo enclave di sicurezza, quanto farlo era già molto rischioso per la vita dei familiari, quindi non lo so, dobbiamo vedere se è vera sta cosa però. Però da come hanno detto loro, anche il signor Massa ha ricordato al pubblico che l'Elite ha sviluppato delle sementi a cui solo loro hanno accesso. Vi ricordate quello in Antartide? Lì ci stanno tutte le piante e tutte le sementi del mondo. In quel bunker sottoterra, in Antartide, ci sta tutto il pianeta Terra, diciamo tutti i semi, ragazzi, diciamo tutti i semi di ogni piante. Sì, tutti i film a finale dicono un pochino di verità, in effetti. Quindi diciamo che questo qui è un complottista che lavorava con loro, è andato in pensione, anche si è ritirato e ha fatto questa affermazione. Ha dichiarato che il treno è in viaggio verso la sua destinazione e non c'è, come dice, no, questa è una traduzione, sì, e non c'è più alcuna fermata. Quindi diciamo che, come dice questo qua, ci sarebbe quel famoso, come sempre dico io, punto di non ritorno, quindi cioè non si può tornare indietro, quindi mo va a capire che cos'è, diciamo, non si sa che cosa sia. Comunque lui qualcosa la dice, dice qualcosa di grosso sta per accadere. Sì, sì, ci stanno le sementi in vari bunker, però ce ne sta uno in Antartide che ospita le sementi di tutte le specie sulla Terra. Può darsi pure che sia un'epidemia, ragazzi, ripeto, qua non si tratta di sapere che cos'è, purtroppo qualcosa sicuramente, forse speriamo di no, facciamo corna, forse accadrà, però sicuramente può essere qualche cosa che arriva dal cielo, può essere qualche epidemia, può essere qualche guerra, cioè qualcosa deve essere a finale, non è che sta gente improvvisamente va in pensione anticipato e poi scompare in effetti. Ma Dario, guarda, io secondo me, non lo so, la teoria, teorie diciamo un po'
no particolare, perché particolare no, in effetti potrebbe essere qualcosa in arrivo sulla Terra, primo, quindi un asteroide, non lo sappiamo, o un conflitto nucleare, quindi non sappiamo, oppure qualche epidemia che vogliono far fare perché dicono che siamo troppi sul pianeta, quindi anche questa teoria è valida. In effetti le teorie sono tante perché vogliono forse ridurre la popolazione mondiale, oppure qualcosa di grosso sta per arrivare, sono tante cose. Jasmine, può darsi che io penso più a una cosa che siamo troppo sulla Terra, 7 miliardi di persone, quando poi in effetti dovrebbero essere massimo, ma proprio tirate 1 milione di persone sulla Terra, eppure saremmo troppi. Quindi diciamo che stiamo 6 miliardi e mezzo in più sulla Terra, quindi pensate un po' quante persone in più ci sono sul pianeta Terra, quindi in effetti dovrebbero fare fuori quasi 6 miliardi di persone. No, Amelia, non dicono nulla, infatti a questo. Qua dicono solo che si stanno preparando i bunker, chi si sta facendo un bunker sotterraneo in Antartide, chi queste cose qua. Sì, però le scie chimiche secondo me vanno troppo a rilento, capisci, come dirla? No, nulla, sempre roba di complottismo incoronati. In effetti molte persone influenti diciamo, banchieri, funzionari del governo stanno scappando in bunker, stanno costruendo, diciamo, dei sotterfugi sotterranei dove poter stare forse in caso di qualche cosa che arrivi sulla Terra oppure che si scateni. Quindi improvvisamente hanno notato che tutti questi funzionari sono andati in pensione molto anticipatamente. No, vabbè, sì, 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 però adesso sono andati in pensione e se ne sono ritirati in questi bunker. Quindi adesso stanno pensando che cosa succederà. Una malattia, un virus, che ne so, un asteroide in rotta di collisione. Allora, giustamente stanno tutti quanti pensando che cosa è. Quindi nessuno lo sa, in effetti. Quindi. No, non è un problema di religione, qua ogni volta si va a finire sulla religione, sull'Apocalisse, ragazzi, qua è un problema a livello di popolazione, secondo me, quindi secondo me siamo troppi, quindi secondo me vogliono decimare un po' la popolazione mondiale, come già stanno facendo, diciamo, con le malattie. In effetti, se pensate, ragazzi, che ancora stiamo nel 2020 e il tumore, il cancro ancora non è stato sconfitto, vi rendete conto che alla fine forse non lo vogliono. Allora, in Corona, qua stiamo al 2020, il tumore è stato a 40 anni, ancora non sono riusciti a trovare una soluzione. Quindi, secondo me, la cura c'è sempre stata, solo che non la metteranno mai in commercio, perché dopo, invece di 7 miliardi e mezzo, saremo 10 miliardi e mezzo, perché dopo nessuno muore e quindi poi aumenteremo ancora di più. Quindi non possono. Quindi, secondo me, come ho sempre detto, la cura c'è sempre stata, solo che sì, sì, l'energia libera l'aveva già scoperto tutti i famosi scienziati vecchi, quelli lì che poi hanno avuto, sono morti poveri e sono rimasti poveri, Tesla, ma pure gli altri l'avevano scoperto, quindi diciamo che non vogliono e basta. Immagina dare energia gratis a tutti quando poi l'Enel vende corrente, oppure l'acqua che è una cosa pubblica la paghiamo. Se facci caso alla bolletta, arriva la bolletta della luce, cosa pazzesca, cioè tu non hai consumato nulla, paghi 40 euro per il trasporto. Io poi vorrei dire a questa qua, ma la porta a piedi la corrente? Cioè ogni mese paghiamo il trasporto. Quindi pure se non hai consumato 1 kilowatt, tu paghi lo stesso una quota fissa. Quindi figurati dare energia libera, che non costerebbe nulla, zero.
L'acqua che è una cosa, diciamo, pubblica, è una cosa di tutti e la dobbiamo pagare perché è una cosa che è di tutti. Sì, sì, ma a parte che il cloro e tutto quello che ci buttano nell'acqua, però voglio dire io, no, l'acqua è un bene pubblico e si deve pagare. Il gas pure, per l'amor di Dio, il gas viene estratto, tutto quello che volete dire, però è pur vero che se non consumo nulla ti fanno pagare lo stesso, quindi a finale anche se non hai consumato nulla di gas, arriva sempre quella famosa quota fissa. Poi vai a leggere e leggi trasporto. Ma il trasporto ogni mese lo paghiamo. Una sola volta avete messo i tubi, faccio io, no? Non è che tutti i mesi voi mettete il tubo dal generatore vostro alla casa mia. Quindi ogni mese, diciamo, si paga il trasporto. Quindi diciamo che più avanti si va e peggio è. Comunque non lo so ragazzi che cosa sia, quindi ho provato a cercare, ma a finale ho scoperto solo che hanno fatto questo bunker quasi tutti quanti, che la maggior parte sono persone influenti, quindi banchieri, funzionari del governo, poi ci sta questo, diciamo, treno sotterraneo sotto Denver che viaggia molto veloce, quindi speriamo bene, ma sicuramente qualche cosa hanno in testa, quindi diciamo che le fonti sono CIA, FEMA, NSA, DHS, quindi diciamo che le prove sono federali, quindi non sono prove dette così da una persona così. Quindi uscita, dice in inglese è uscito proprio un articolo, uscito pensionamenti massivi. Sì, sì, avvocato, va bene la lavanderia, sì, sì. Quindi diciamo che questo è un articolo che ho trovato su Scienze e Riviste Natural American, quindi diciamo che molti stanno preoccupati per questo, diciamo, aeroporto di Denver, ci sta una struttura sotterranea. Io sono convinto che esiste, guarda, Amelia, sinceramente lo dico da tanti anni, c'è però il problema sai che cos'è? Tu immagina domani mattina, no? Che esce la cura, ti faccio un esempio, prendi una pillola e tutti quanti guariscono, no? Facciamo l'esempio, è banale, no? La chemioterapia, chi la fa più? I dottori che studiano oncologia, che cosa fanno? Cioè, finisce allora, diciamo che la salute è, diciamo, l'organizzazione che guadagna molto di più. Diciamo, tutta l'organizzazione ci marcia sopra, quindi non può cacciare domani mattina una cura e dice, vabbè, prendi questa pillola e il tumore domani scompare, no? Chemioterapia, visite oncologiche, diciamo, radioterapia, tutte queste cose qua, chi che fanno? Le buttano? Allora conviene a tenere il popolo malato, quindi a curarlo, perché curandolo guadagnano. Quindi loro vogliono curare, ma non guarire, quindi è questo il problema. Loro curano, quindi curando provano a salvare il paziente e ci guadagnano. Quindi loro non è che vogliono curarlo in modo buono. Sì, sì, Jasmine, ma è così, a finale io sono convintissimo, guarda, ma lo dico da anni che c'è la cura ma non uscirà mai, quindi non credo che in 40 anni non abbiano trovato una soluzione. Sì, ma guarda, in coronata, io la cosa, ma pure io, guarda, io l'ho sempre detto, il giorno che spero che non accada mai a me e a qualcun altro che conosco, la miglior cosa è non farsi toccare da niente, né della chemio, e se deve andare vai, se devi morire muori, basta. Sai perché? Ho notato che girando per, diciamo, ciao Antonio, buona giornata. Girando per i vari siti ho letto che molte persone non prendendo nulla sono guarite addirittura, quindi però non devi essere
toccato dalla chemio, perché la chemio, ragazzi, voi se andate a leggere, diciamo, sulla confezione quando fanno la chemio, sta scritto altamente cancerogeno. Quindi, e si muore pure, come ti venga a salutare? Sì, ma il problema è che, voglio dire io, una cosa che fa venire il tumore, come lo fa a guarire? Cioè, è una cosa ridicola, capisci? Cioè, quella la chemio lo fa venire. A metà strada, vabbè. Quindi diciamo è una cosa assurdissima, cioè una cosa che non può esistere, cioè è come farti le radiazioni, come fai? Alla fine le radiazioni sappiamo tutti che sono cancerogene, però tutti quanti fanno la radioterapia a volte, anche se sappiamo che fa venire il tumore. Quindi come può guarire il tumore se provoca il tumore? È una cosa assurda. Ma a parte che forse la miglior cura, ragazzi, è l'alimentazione, quello è il problema. Però purtroppo ripetiamo sempre la stessa cosa, la terra è malata, le verdure sono tutte inquinate, quindi dovresti avere un pezzo di terra e diciamo avere una terra tua, l'acqua tua, diciamo tutta roba veramente tua, tua, tua. Quindi perciò a volte quando noi di Salerno a volte diciamo, ma vedi quelli delle terre campano 100 anni. E me è normale, ad esempio, una gallina, che ne so, uno si mangia un pollo paesano, incoronato, tu lo sai bene perché penso che lo fai. È una cosa mangiare il pollo del supermercato, è una cosa mangiare il pollo, quello del supermercato. Quello là che sta sulla terra tua è un'altra cosa propria. La terra non è buona, le medicine sono piene, i pesticidi sono pieni, le verdure, quindi non è che mangiare verdura ti salva, no, perché anche quello è avvelenato oramai, quindi non è che ci sta qualcosa, a meno che, ripeto, non è una cosa di tu e te lo fai tu. Quindi che ne so, hai conigli, hai galline, un po' pezzo di terreno. Quindi diciamo che è così. Quindi la pasta tutti quanti fanno la farina, quella OMGM modificata. Sì, sì, ma quella è la cosa migliore, guarda, che ne so, andare da una persona di fiducia, comprare un maiale, lo tagli a pezzi e buonanotte e te lo congedi. Invece vai a comprare, ciao Game, vai a comprare un pollo nel supermercato, chissà quanto antibiotico ci hanno messo dentro, chissà da quanti giorni sta nel congelatore, diciamo, è normale che la vita è molto ridotta. Ma pensiamo un po', andiamo un po' indietro, ragazzi. I miei nonni sono morti a 85-90 anni. I nonni dei nonni la stessa cosa, solo adesso diciamo la vita si sta riducendo. Quindi il problema è il mangiare, non è... mio nonno pure fumava, eh. Noi abbiamo dato la colpa alle sigarette per i tumori ai polmoni. Mio nonno era un fumatore, guarda, è morto di un'altra cosa mio nonno. Quindi è vero il fatto delle sigarette, può venire per l'amor di Dio, però non è detto, quindi se non sei portato anche geneticamente non ti viene. Quindi diciamo che è così. A finale non è un problema, io penso. Sì, ma tu pensa ai già pomodorini, no? Io una volta avevo un pezzettino di terra, Maria, e lo coltivavo, mettevo i pomodori, no? E vedevo che i pomodorini erano tutti diversi uno dall'altro, uno più rotondo, uno più schiacciato, erano tutti un po', sa, non erano uguali. Tu vai al supermercato, vedi come si chiama, i pomodorini, quelli da rotondi, sono tutti uguali. Io una volta ho fatto una scommessa. Ho fatto una scommessa, ho preso i pomodorini uno a uno, li ho pesati, pesavano tutti uguali. Come fai? Se lo vuoi fare di proposito, non ci riesci, capisci che voglio dire? Cioè, i pomodorini avevano tutto lo stesso peso, il grappolo quello là rotondo. Incoronata beve, fuma e chi se ne frega, non la sente.
pane e gnocchi. Quindi al finale è quello, diciamo, il problema. Però voglio, se dobbiamo morire, moriamo con la pancia piena, non ci pensiamo. Qua ogni giorno esce una novità. Quindi mo stavolta sono scappati questi i funzionari del governo. Chissà chi sarà i banchieri, poi chissà chi scapperà. Vabbè ragazzi, non pensiamoci, come ha detto George Bean, cambiamo la giornata. È buon game. Tanto, come si dice, una volta solo si campa. Quindi o si muore di peste o si muore di carestia. No, io prima fumavo ragazzi, poi ho tolto il vizio, quindi fumavo anche 3 pacchetti al giorno, poi sono 18 anni che non fumo più. Quindi diciamo che è molto molto tempo che non fumo. Però non è poi un fatto di cose, ma è proprio, diciamo, stai meglio rispetto al fiato e tutto, questo sì. Quindi sul fiato recuperi sicuramente. Poi quando fumavo mi rendevo conto che 3 piani a fare 3 piani a piedi era tosto. Adesso 3 piani li faccio tranquilli, quindi diciamo uno recupera fiato e tutto, quindi in effetti il fumo ti danneggia. Pure mio padre se ne fuma 3 pacchetti al giorno, secondo me tocca pure il quarto, papà. Papà, secondo me quando dorme pure fumo, sono convinto io. E papà fuma da quando aveva 13 anni. Quindi pensa un po', a volte ho visto i video sui polmoni neri, poi ho detto papà tu secondo me ce l'hai proprio nero proprio. Papà fuma da 13 anni, c'ha 65 anni. Quanti anni so? Sono 42 anni che fumo papà. Salute. Va in pensione fra poco. Tu e papà ancora non potete andare in pensione, avete già passato la soglia della pensionabilità. Anto, come stai tu? Stai bene o no? Ho i dolori ancora. No, sì, sì, fumo e non fumo, quando arriva l'ora, tanto non c'entra nulla, quindi è solo per un fattore. Io sì, sì, lo sto vedendo. È solo per un fattore così, ma al finale hai ragione tu. O fumi o non fumi, quando è arrivata l'ora è arrivata, quindi niente opere di carità. È buono, ancora no. Vabbè, ragazzi, vi saluto, mi vado a fare un caffettino. Una figura, penso a stare bene. Eh sì, già ho mangiato, avvocato, mi faccio un caffettino. Ma vediamo, la verità, è una bella giornata oggi, non ci dice tanto. Però secondo me una mezz'oretta me la faccio. Bella una mezz'oretta sotto a Piemoncino, poi stasera una bella tombola. Stasera vado a fare una tombola. E avvocato è solo, ya. Solo, secondo te? Subito esagerati, incoronate, 3-4-1. No, no, un'oretta e mezza. Non ce la faccio, bravo, io non ce la faccio, avvocato. Vabbè, ragazzi, vado a fare un caffettino. No, no, guarda, da Chemio. Lo so, incoronare, se ti alzi di notte è normale a quest'ora avere sonno, eh. Già mi immagino, 3 e mezza, 4, già stai in piedi. Vabbè, ragazzi, vado a fare un caffè, ci sentiamo più tardi. Poi stasera se faccio la tombola, avevo detto bene, faccio la diretta così vi faccio vedere la tombola come si fa veramente. Quindi se facciamo la tombola, stasera vi faccio vedere la tombola fatta in Campania com'è. Quindi non cantata, diciamo, quindi ogni numero c'ha un significato. Quindi diciamo che è una tombola un po' scombinata, come la chiamo io, però sfiziosa, quindi
Ah, ancora no. Quante cartelle vuoi? Due, tre? No, no, noi in effetti la facciamo cantata nel senso che ne so, 16, o 4, oppure, cioè in senso ogni numero ha un significato, capito? Quindi io pazzo. Quindi diciamo che è così la tombola qua, quindi ogni numero corrisponde una cosa detta in napoletano. Uno, l'Italia. Poi la bella figliona. Vabbè ragazzi, buon proseguimento a tutti. Io mi caffè un bel caffè, una mezza risuona e poi vedremo. A dopo, un saluto a tutti. Ciao Antonio, ciao Avvocate, ciao Incoronate, ciao Frasia, ciao a tutti ragazzi. Tu sei tocco pure in aramaica, tanto oramai con tutte le regioni, tutte le nazioni che ho girato, ancora una poco ci mancava che mi imparavo pure l'aramaico. No, lo posso fare il russo, polacco, spagnolo, inglese, tedesco, finlandese. E non parecchie lingue, ma l'aramaico mi manca. Ciao a tutti ragazzi.